Corrado. Peppe, ciao, buonasera. Questa sera c'è stato qualcosa che non è andato secondo me nella parte centrale, poi alla fine avete rimesso intensità, ma dal punto di vista forse l'infortunio di spina vi ha un po' condizionati mentalmente, non lo so. No, vabbè, l'infortunio Spina sicuramente è un giocatore fondamentale per questa squadra, quindi l'infortunio ci ha un po' demoralizzato e anche disunito, cosa che Gravina non può permettersi, perché se è una squadra che non gioca insieme, e oggi sono state eccessive forzature, forse dovute anche alla tensione creata dal fatto che questa partita poteva valere sostanzialmente niente, sostanzialmente il secondo posto, ma per quanto io abbia potuto dire ai ragazzi che comunque era una partita da giocare normalmente, ovviamente ci tenevamo a fare bene e a finire magari questo girone al secondo posto, merito ovviamente a loro. Noi siamo riusciti a tenerli sotto gli 80, che non era facile perché è una squadra che viaggia a 94, abbiamo mischiato un po' le carte, facevamo fatica con gli accoppiamenti, però difensivamente l'abbiamo fatta. In attacco c'è mancato un po' di coralità, nel senso che abbiamo fatto troppe forzature, prendendo poi dei tiri a bassa percentuale, e se contro Milazzo ovviamente, che è una squadra che comunque ti fa giocare e non fai più di 80 punti, la partita finisce così. Chiaramente, anche perché appunto se non riesce a mantenere la stessa intensità come ha fatto Milazzo, perché credo che la chiave per loro sia stata questa, di mantenere più o meno la stessa intensità dall'inizio alla fine. Ma loro sono stati bravi, sono stati intensi, hanno giocato tutta la partita insieme, hanno meritato di vincere loro, perché la pallacanestro è uno sport di squadra. Noi molte volte ci siamo focalizzati su delle soluzioni individuali senza rispettare assolutamente quelle che sono le nostre costruzioni, le nostre collaborazioni, e quindi anche su vantaggi presi poi li perdavamo banalmente per forzature che magari in altre partite andava bene, in questa no. Esattamente. Seconda fase, partita al terzo posto, a questo punto ancora non si ha ovviamente il risultato dall'altra parte perché la classifica è molto corta e non si sa chi affronterete. Come la vedi questa seconda fase? Ma la seconda fase sarà un altro campionato. Ora il problema sarà per noi ovviamente aver perso probabilmente Spina, non so, il danno lo valuteremo. C'è distorsione? Ha avuto una distorsione al ginocchio, non so che tipo di danno possa essere, però ci sono rientrati comunque Privitere e Spampinato, che ancora gli manca il ritmo partita, però sarà un altro campionato con tutto da vedere e da scoprire. Questo per questa prima fase mi reputo molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Era una squadra che all'inizio non si pensava potesse essere assolutamente tra le prime 4, siamo tra le prime 4, quindi va benissimo. Peraltro inoltre al momento il risultato migliore della storia del Gravina, perché comunque nella C1, diciamo, nella C interregionale, non si era mai andati, diciamo, una media classifica, in questo momento siete tra le prime. Sì, no, ma noi il problema è che non dobbiamo convincerci del fatto di essere tra le prime, ma di essere sempre una squadra che deve lottare e giocare insieme domenica dopo domenica. Perfetto, grazie mille Peppe.